Euroregione News. 48esima Mostra della Mela e terzo Royal Gala Music Festival. Da Pantianicco, Monica Zinutti ci racconta l'edizione 2017. Anche quest'anno il Royal Gala Music Festival, la terza edizione, ha aperto la 48esima Mostra regionale delle Mele a Pantianicco. Un grosso applauso va ai vincitori di questa terza Royal Gala Music Festival, che sono stati i Tea Time, che sono arrivati da Trieste, sono giovanissimi. La giuria che ha decretato la vittoria era composta da Ugo Falcone, Andrea Ioime, Luca Dorotea in arte Dorogliat ed Edi Turcutti. Tutti quanti hanno dimostrato ottime qualità anche dal vivo, suonando dal vivo, perché tutti e 12 hanno avuto modo di vincere la registrazione di un brano qui agli Angel Swings Recording Studios, e quindi è stata realizzata la seconda compilation Musica in Friuli. La serata è stata veramente un grande successo, anche grazie agli ospiti che sono stati presenti con noi, che sono Luciano Lunazzi con i suoi quadri, Hairstyling Roby con Roberta e Marcella, che hanno fatto delle acconciature in stile pin-up davvero bellissime, e le Harley Queens, che hanno presentato il loro calendario a scopo benefico per i bambini dell'associazione della nostra famiglia di Pasian di Prato, e hanno presentato il loro calendario 2018 Harley Queens for Children. Per chi volesse, la compilation Musica in Friuli la potete trovare qui presso i nostri studi, quindi potete contattarci, oppure all'angolo della musica a Udine in via Aquileia. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioni. Euroregione News.